E restiamo sull'argomento lockdown, perché di fatto la convivenza forzata, specialmente nelle case con poche stanze, non è stata abbastanza facile. E quando si parla di convivenza ho ragione di credere, con molta immodestia, che sono un esperto a livello nazionale, anche perché, ripeto, la mia storia è caratterizzata dalle mie argomentazioni sulla coppia. Già pensate che 40 anni fa un alunno mi chiedeva, professore, ma ha notato che la parola moglie e la parola meglio hanno le stesse lettere? Dice, è verissimo, ma perché una è anagramma dell'altra. Dice, ma quando una parola è anagramma dell'altra, c'è un rapporto tra le due parole? Quasi sempre sì. Dice, e in questo caso, ecco, tra moglie e meglio il caso è questo, che se uno quando prende moglie capisce che poteva fare di meglio. Ma non è solo questo, se ci pensi, ci ho spiegato al ragazzo, anche la parola coppia è l'anagramma di cappio. E anche lì un rapporto c'è, perché uno che si sposa è come se si mettesse un cappio al collo. E allora noi ci scherziamo, però attenzione, io ho sentito gente durante il lockdown definire la convivenza 41 bis, arresti domiciliari, che poi quando parlo di arresti domiciliari la mente scatta subito al 2012 quando Alessandro Sallusti rifiutò gli arresti domiciliari. Vi ricordate? Non per un articolo scritto da lui, ma visto che era il direttore, pagava lui per chi l'aveva scritto, che era anche un'ingiustizia, però dico, ecco, fu condannato e lui rifiutò gli arresti domiciliari e disse allora, se vi ricordate, sono il primo italiano che rifiuta gli arresti domiciliari. Lo disse in buona fede, perché in effetti non era così, perché l'anno prima in Sicilia un pregiudicato condannato agli arresti domiciliari a casa della suocera si andò a costituire e disse al giudice, signor giudice, la libertà è bella, ma prima viene la salute. E quindi diciamo, ecco, anche lì in Sicilia abbiamo avuto un primato che si pensava fosse di altri, invece non è così, è nostro, Dio piacendo. Ma perché la convivenza non è una cosa facile, specialmente si convive, ora ci vuole anche con la suocera. Come si fa a stare 2 mesi, 3 mesi? Voi pensate, proprio perché sono esperto di coppia, l'autunno in tutti i paesi del mondo è la stagione dei divorzi e delle separazioni. Perché? Perché dopo che tutto l'anno marito e moglie lavorano e quindi sono sempre fuori, si vedono tante volte solo a cena o a pranzo e a cena e quindi non c'è mai tempo di parlare. Quando d'estate hanno 15 giorni o un mese di ferie e hanno questa, diciamo, convivenza forzata a stare insieme tutto il giorno, ecco lì vengono fuori i nodi e chiaramente si trasferiscono poi in tribunale tra settembre, ottobre e novembre con separazioni e divorzi. Pensate non 15 giorni di ferie, ma pensate a 2 o 3 mesi di lockdown. Ecco perché, ripeto, è stato un problema serio. Tra l'altro, aggiungo di più, abbiamo avuto anche il problema dello smart working e contemporaneamente della DAD, la lezione a distanza da parte degli insegnanti che hanno dovuto imparare anche questo sistema di insegnamento a distanza. Bene, specialmente nell'Italia meridionale, ma un po' in tutta Italia, i ragazzi hanno imparato come evitare di fare mala figura davanti a una domanda di cui non conoscevano la risposta. Tutto era organizzato. La madre pronta col libro non vista, non ripresa dalla telecamera. A questo punto appena l'insegnante fa la domanda e il ragazzo non sa la risposta, il ragazzo improvvisamente si blocca. Fermo immagine. E il tempo che la madre va a cercare la risposta e gliela dà, finalmente poi si sblocca e, dice, e dà la risposta. E quando l'insegnante chiede ma che è successo, lui risponde professore o professoressa che sia, purtroppo è venuta meno la connessione, quindi mancava la connessione e si è bloccata. E quindi dà la risposta esatta dopo. Appena qualche insegnante ha cominciato a mangiare la foglia, chiaramente ha preso le precauzioni giuste e le dovute misure. Per cui un insegnante di storia, dopo aver fatto la domanda su in che anno è stata scoperta l'America, il ragazzo, per dare il tempo alla madre di cercare la data, si bloccò. Perfetto. Poi appena ha ripreso diciamo, a muoversi, ha detto 1492. Perfetto. Appena l'insegnante va a vedere la valutazione, l'insegnante ci disse, tu non mi hai saputo dire la data della scoperta dell'America. Ma come? Io gliela stavo dicendo, solo che è venuta meno la connessione, quindi gliel'ho detto dopo. E si vede che quando la connessione è spuntata a te, viene a mancare a mia. Una zero e palloncino, quindi un conto e mezzo. E allora io vorrei dire ai genitori, da insegnante in pensione,
Guardate che con i professori si collabora, non si deve diventare complici dei propri ragazzi, perché non è corretto. Tra l'altro il capostipite, e qua chiudo, di questo tipo di comportamento è un napoletano, il quale, convocato dall'insegnante di lettere, diciamo, disse al padre del ragazzo: guardi che suo figlio il libro di geografia non l'ha mai aperto, è ancora con la plastica. Ma come, professoressa, mio figlio la geografia la sa, suo figlio geografia non la sa, mio figlio la sa, Ciro, la sai la geografia? Papà, e che so? E come che so? E ti faccio una domanda io, Ciro, dimmi, la Grecia, la capitale, Atene o non Atene? E il ragazzo, Atene, Atene, papà.